A Gagliarine gli alberi di marijuana erano più di 100 e alti oltre 2 metri. A improvvisarsi agricoltore un ex camionista 52enne del posto, che da 2 anni aveva intrapreso la redditizia attività nei campi dietro casa. Ai poliziotti che gli hanno chiesto conto di quegli inconfondibili effluvi ha detto che era tutto in regola e che si trattava della cosiddetta marijuana light, cioè la cannabis con il basso THC previsto per legge, ovvero con un principio attivo compreso da 0,2 a 0,6. Ad un primo controllo il proprietario dell'abitazione ha sostenuto trattarsi di piante del tipo Canapa sativa e i successivi accertamenti invece hanno rivelato che l'uomo aveva intrapreso una vera e propria attività industriale. 25 kg già essiccati e sequestrati e pronti per essere venduti in confezione di plastica da 5 kg ciascuno, oltre agli alberi abbattuti e altre dosi trovate in questo calderone che serviva a triturare il prodotto da commercializzare che, non si esclude, venisse pure venduto anche nei regolamentari negozi specializzati nella vendita dei prodotti a base di cannabis, entro però i limiti di legge.